Le ferrovie in Sicilia non brillano certo per rapidità. Ora da un'associazione arriva la proposta di utilizzare i treni ad alta velocità ETR 450, i cosiddetti pendolini, dismessi altrove. Il servizio di Lino Bitto. L'ETR 450, più comunemente conosciuto come pendolino, ha fatto la storia delle ferrovie italiane. Introdotto alla fine degli anni '80, fu il primo treno ad alta velocità, la risposta italiana ai TGV francesi. Il privilegio di viaggiare comodi e veloci è sempre stato però negato ai siciliani, la cui rete ferroviaria è tristemente arretrata. Ma ora che l'ETR festeggia i 25 anni di età e che è destinato alla pensione entro la fine dell'anno, c'è chi chiede che finalmente il glorioso pendolino venga a mordere le rotaie dell'isola, regalando efficienze degne dei tempi moderni. Giovanni Russo, presidente dell'associazione Ferrovie Siciliane. Ce ne sono su Reggio Calabria alcuni accantonati e alcuni tuttora in esercizio che collegano quotidianamente sia Reggio Calabria che Roma. L'idea è quella di prendere questi ETR 450, quelli funzionanti o quelli già accantonati, e portarne qualcuno qui in Sicilia, dove già l'infrastruttura presente, nello specifico la linea Messina-Palermo e la linea Messina-Catania-Siracusa, hanno tuttora la circolabilità proprio appunto dell'ETR 450, cioè l'unico pendolino che può circolare in Sicilia. La proposta nostra sarebbe quella di creare un collegamento giornaliero tra Siracusa, Messina e Palermo e viceversa. Ovviamente questo, facendo una piccola analisi con i calcoli che dà l'infrastruttura e con i calcoli ovviamente dettati dalla capacità del rotabile, si potrebbero risparmiare insomma parecchi minuti. Per esempio Messina-Palermo potrebbe essere tranquillamente fatta all'incirca sotto le 2 ore.